Buonasera, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV, l'emittente online All News. Dunque un aggiornamento delle notizie perché ci sono stati i genitori della scuola elementare Collodi di Tessera che hanno manifestato lungo la via Triestina, che ricordo è la statale che collega Mestre con Venezia. Ci troviamo in località Tessera, a circa mezzo chilometro dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Dunque cosa succede? Ci hanno consegnato questo comunicato stampa, lo leggiamo insieme. Dice che innanzitutto si scusano per il disagio che hanno creato agli automobilisti. Siamo genitori degli alunni della scuola elementare Collodi di Tessera e stiamo manifestando per il futuro dei nostri figli. La nostra scuola elementare è composta da 5 classi e ha attualmente un orario scolastico denominato tempo potenziato, che prevede 5 giorni alla settimana con 3 rientri pomeridiani. Così come in altre scuole, l'orario del prossimo anno scolastico subirà una riduzione tale da portare i rientri dagli attuali 3 a 2. Questa riduzione, oltre a diminuire le ore di scuola, rappresenta un primo passo verso la progressiva soppressione dei rientri pomeridiani delle scuole elementari, che nel nostro caso rappresenta anche un pericolo per la sopravvivenza della scuola stessa. La nostra scuola è una piccola scuola fondamentale per il tessuto sociale di Tessera e per il futuro stesso della nostra comunità e che sopravvive anche per le iscrizioni dei bambini dei paesi vicini richiamati proprio dal tempo potenziato. Il sottoscritto si è recato sul posto, ha filmato questa manifestazione, ha raccolto anche alcune considerazioni da parte di un rappresentante dei genitori. Vediamo dunque il nostro servizio da via Triestina, da Tessera. Ma a Tessera sta succedendo un disagio fortissimo, nel senso che stiamo rischiando di non avere il terzo pomeriggio per l'anno scolastico 2010-2011 e questo compromette tantissimo la qualità della scuola dei nostri bambini e noi genitori ci stiamo mobilitando perché vogliamo che venga garantito questo terzo rientro in una realtà dove la scuola Collodi è l'unico istituto scolastico presente e pertanto rappresenta l'unico bacino anche formativo per i nostri bambini e noi stiamo veramente lottando con i denti per garantire questa cosa, perché vediamo che viene compromessa la qualità di questo servizio e anche ci chiediamo, ma un bambino che va a scuola per 27 ore rispetto a un bambino che ne va a scuola per 40 o per 30, che tipo di formazione riceve? Cioè, se loro saranno i cittadini del domani, cioè, questa cosa qua deve veramente preoccupare non solo noi genitori, ma l'intera opinione pubblica. Pertanto noi stiamo cercando di coinvolgere tutto il paese perché la scuola di Tessera è una realtà importante per tutto il paese, per tutta la municipalità di Faro Veneto e per il comune di Venezia. Ecco, è presente la municipalità, è presente l'istituzione locale? L'istituzione locale ci sta sostenendo in questa battaglia, però ci dice che non ha risorse economiche. Noi vogliamo anche sottolineare che Tessera ha delle risorse economiche, c'è un aeroporto, c'è un casino municipale che comunque porta delle risorse economiche all'interno del comune di Venezia. Comunque la municipalità ci sta sostenendo, solo che anche loro hanno bisogno di risorse perché anche i comuni sono in un periodo in cui hanno subito dei tagli fortissimi. Noi da una parte capiamo, ma da una parte siamo preoccupati e soprattutto questo per il futuro dei nostri bambini e su questo sinceramente continueremo a lottare fino alla fine. Grazie a voi. Dunque chiudiamo qui questo aggiornamento delle notizie, grazie per la vostra cortese attenzione, vi ricordo Pineta Oggi TV è linea diretta con l'informazione, buonasera.